Un bazar della droga in casa, scoperto dai carabinieri della compagnia di Castelfranco nel corso di un'articolata indagine di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani. I militari dell'Arma hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione e coltivazione di droga in concorso tre trevigiani, due uomini e una donna, un 25enne e due 21enni. In una successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato un variegato campionario di sostanze, anche sintetiche. Durante la perquisizione effettuate all'interno dell'abitazione dei tre indagati sono stati rinvenuti oltre 1,5 etto di marijuana e 40 grammi di hashish, anche 26 pastiglie di ecstasy, oltre a sostanze del tipo chetamina e anfetamina e inoltre all'interno di due serre artigianali costruite dai due degli indagati sono state sequestrate 8 piante di cannabis in fase di maturazione. Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. Il 25enne è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre i due 21enni, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, sono stati rimessi in libertà.